Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al mercato Batman napoletano. In questo video andremo a fare la storia del Valencia, che andrò a descrivere la storia del Valencia. Allora, come sapete dai miei video, ehm, dai miei video delle storie, io andrò a dire i trofei, quindi Palmeiras, poi un po' di storia, magari quando è stata montata, queste cose qua. Allora, io direi di partire subito. Allora, i colori del Valencia sono giallo e rosso. Poi il simbolo del Valencia è il pipistrello poi l'inno ufficiale è Official. Poi non so come si pronuncia in spagnolo. Dai, se qualcuno mi segue che è spagnolo, mi dica come si pronuncia qui sotto nei commenti, ma non penso. Vabbè. La città dove è stata fondata il Valencia FC è Valencia, appunto, e la nazione è la Spagna. La confederazione del Valencia è UEFA, è la UEFA, e la federazione è la RFEF. Poi il campionato dove milita ehm, il Valencia è la primera divisione, no? Quindi la Liga spagnola. Poi l'anno di fondazione della Valencia è stata nel 1999, quindi ha più di 100 anni. Il proprietario è Peter Lim e il presidente è Kiat Lim. Penso che siano fratelli, boh. L'allenatore invece è lo spagnolo Carlos Corberán e il nome dello stadio si chiama Mestalla, che ha una capienza massima di 49.677 posti a sedere. Ora passiamo al Palmeiras. Allora, il Valencia ha molti trofei internazionali, ma anche nazionali. Vabbè. Allora, possiamo vedere che ha 6 scudetti, poi 8 Coppe del Re, una Supercoppa di Spagna e una Coppa Duarte, scusate. Poi a livello di trofei internazionali il Valencia ha una Coppa Intertoto, due Supercoppe UEFA, due coppe delle file, poi una Europa League e una Coppa delle Coppe. Ora vi andrò a dire un po' di storia della Valencia. Allora, il Valencia è stato appunto fondato nel 1919, il 18 marzo, che il Valencia ebbe come suo primo presidente Augusto Milego Diaz. E diciamo una piccola curiosità di come è stato eletto con un lancio di una monetina. E la prima partita ufficiale giocata da Valencia fu giocata in trasferta il 21 maggio del 1919 contro il Valencia Gimnastico, che vinse per 1-0. Il club iniziò a disputare i campionati regionali della comunità di Valencia. Il Valencia si trasferì nello stadio Mestalla, il suo attuale stadio, nel 1923. Poi dopo diciamo, si trasferì allo stadio Mastiglia dopo aver giocato diverse partite casalinghe allo stadio Algiros. Poi a partire dal 7 dicembre del 1919, la prima partita al Mestalla del Valencia terminò
con il risultato di 0-0, un pareggio. E il giorno seguente della sfida, il giorno seguente la stessa sfida vide la vittoria del Valencia, quindi la prima vittoria per 1-0. La squadra conquistò il suo primo campionato regionale nel 1923, guadagnando così per la prima volta l'accesso alla Coppa del Re. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!